non bene, amici bellini, gli ultimi secondi di partita ci hanno sovrastato, penso che si possa dire, proprio fisicamente, se ti fanno 3 gol sul calcio piazzato, al di là del calcio di punizione di Digne, o Digne, come lo chiama questo qua. Lasciate un like, aiutatemi perché le partite dell'Italia non girano, perché non sono lo youtuber italiano, sono lo youtuber di New York che parla in Napoli, quindi aiutatemi con i like, magari qualcuno nuovo si iscrive perché veniamo a conoscenza. Insomma, Locatelli al posto di Rovella, unico cambio di una squadra che già mi è sembrata stanca onestamente nel secondo tempo col Belgio. Quindi me ne vado, la metto giù banale, forse servivano un po' di forze fresche. Ecco il tiro di Rovella centralissimo. Sfizioso questo finale dove Rovella se la prende con Guendouzi, dice dai Guendo, non ci fate niente, siamo compagni di squadra. E ci sono stati molti incroci di compagni di squadra, di Marco con Thuram, così, ma è tatticamente pure, perché fisicamente la Francia ci ha sovrastato, ma è anche tatticamente che ci hanno messo molto in difficoltà. E quindi partiamo con subito il gol di Rabiot di testa e non lo marchi bene. Qua lui pensa un pochino, buongiorno, là glielo dobbiamo chiedere se era suo l'uomo, perché stava... Rabiot salta praticamente da solo, il buongiorno sembra stare un po' più su Thuram, ma Thuram pure era marcato, bastoni dietro di lui, insomma in mezzo Rabiot. E quindi così. Dopodiché un tiro di Barella parato, ma poca roba. E Barella, secondo me, tatticamente, e mi pare che gliel'ha chiesto pure Spalletti, di stare un po' più avanti. Mentre in maniera naturale lui si abbassa moltissimo, nell'Inter lo sapete, addirittura finisce terzino, ogni tanto finisce quasi in zona braccetto quando deve impostare la squadra. E invece no, perché se devi fare il trequartista devi dare una mano a Retegui, devi farti trovare tra le linee. Quindi tecnicamente e tatticamente, sto guardando Raspadori che tocca pochi palloni, siamo nel finalissimo, ma non c'è niente da fare. Fosse finita 1-2, almeno tu dici finivi comunque primo, ma non so se tecnicamente ci dà fastidio questa cosa qua. Dai Raspa, dai Barel, Raspa, niente, non ce la fanno proprio. Insomma, poi mi sono scritto bene con e a un certo punto ecco qua Guendouzi bastoni molto rissoso Guendouzi, molto rissoso, devo dire la verità. Poi ride, provoca, ce lo ricordiamo le provocazioni come erano con Dybala, me lo scrivete voi nei commenti. Insomma, Koné, partita pazzesca, se Ranieri se l'è vista sta partita, e se Koné torna in condizioni fisiche da giocare te lo ritrovi centrale, perché ha fatto proprio il centrale di un centrocampo a 3, attenzione, no, Konate è una bestia che non lo sovrasti mai. Dai Utoge, metti bene un pallone e fammi urlare in con basta, niente da fare. Quindi Koné al centro di un centrocampo a 3, mobile, forte fisicamente, ha fatto la differenza, veramente regista ma mediano, ma che imposta, che avanza, che attacca alto, che difende basso, veramente straordinario. E quindi chissà se Ranieri, dicevo, probabilmente se lo ritroviamo contro. E poi questa storia delle punte larghe che mi sono scritto, perché non ti dà il punto di riferimento. Questa storia ritorna, non il cavaliere senza cavallo, ma ritorna il cavaliere di prima. Perché se tu dai a Buongiorno un Lukaku da marcare, Buongiorno va a nozze. Buongiorno va a nozze. Se invece tu le allarghi, De Lookman, De Catelare e Lookman li allarghi con uno che arriva da dietro, Pasalic, in questo caso è in Nkunku. Quindi giocano quasi a 3 in linea, però con il 9, Nkunku che è il 10, che attenzione Ken, ecco parata che ha fatto Magnani. Questo era un bel tiro, grande parata di Magnani, questa volta grande parata di Magnani. Non si può dire lo stesso secondo me di Vicario, in questo Vicario con portiere a me piace moltissimo, ma mi è parso non proprio brillante.
Insomma, ti allarghi Thuram e te lo ritrovi in mezzo tra Cambiaso e Di Lorenzo. Allarghi dall'altra parte Kolo Muani, che è una punta vera, ma l'allarghi e te lo ritrovi quasi su Di Marco. Quindi hai un Bastoni e un Buongiorno che non marcano nessuno e hai perso degli uomini, perché questa difesa a 5, quando loro ti attaccano, poi ti arrivano di faccia i vari Rabiot e i vari Guendouzi che comunque spingono, i terzini che vanno, anche i difensori che si alternano tra un Saliba, tra un Konaté, ci hanno messo in grossa difficoltà. Quindi non solo, mi sento di dire, fisicamente, ma anche tatticamente cade Buongiorno, niente da fare. Insomma, poi arriva il gol di Digne, che qua si faceva il discorso mano moscia, pure Vicario, male Meret. In questo caso se Vicario avesse, perché credo che sia andato sulla traversa e poi è rimbalzato sul dorso della mano di Vicario o roba simile, come esultano, è finita, non c'è stato niente da fare. E poi fa un bel gol l'Italia, da quinto a quinto, Di Marco, Cambiaso. Non mi hanno fatto impazzire, di nuovo lo ridico, Cambiaso è arrivato al tiro un paio di volte, però ancora una volta non mi hanno fatto impazzire troppo gli esterni, li vedo stanchi e qua ritorno alla solita, abbiamo una panchina che si può mettere in campo per far rifiatare un pochino, perché se li fai giocare sempre questi qua non sono... Adani ha detto che Locatelli ha fatto una buona partita, io l'ho visto un pochino moscio nel giro palla, come mi dà la sensazione che si perde un tempo di passaggio quando la palla passa per Locatelli, almeno questa sera, poi magari altre volte è meglio, mi fate sapere voi se ritenete Locatelli in grande spolvero, mentre Rovella lo vedo più veloce nel far girare il pallone. Secondo tempo io mi sono scritto un po' di leggerezza generale, nel senso che vedo colpi di petto, Buongiorno, lo stesso Cambiaso, lo fa pure Di Lorenzo, un po' più di leggerezza così, non riusciamo a uscire bene perché ci pressano quando prendiamo il pallone e alle volte dobbiamo rilanciarla su un Retegui che era isolatissimo e che quindi non poteva far salire la squadra. Arrivano le sostituzioni, quindi Raspadori al posto di Frattesi e con Barella che finalmente si riabbassa, Raspadori va a fare il sottopunta, Rovella al posto di Locatelli e Kean al posto di Retegui. Kean ha avuto un momento, un paio di spunti dove però non ha fatto la scelta giusta, l'ultimo tiro è sembrato pericoloso, poi arriva un altro gol di testa di Rabiot, marcato, non marcato, qua credo che la marcatura fosse di Locatelli prima che uscisse, quindi arriva prima il gol di Rabiot, quindi ci fanno gol, un calcio d'angolo, calcio di punizione diretto e calcio di punizione col colpo di testa. Poi entra Maldini, ma è troppo tardi, con un'Italia che passa un 4-3-2-1, quando entra Udoge la partita è praticamente finita. Guarda come ridono Thuram e Ken, queste sono immagini belle di fair play. Ci sono tante facce conosciute, no? Tra Rabiot, Deschamps, eccetera, eccetera, però sì, che si prendono un pochino tutti per Meret, ecco, vale Meret, non lo so che cosa ha fatto Meret. Signori, da New York, Valerio Fluido è tutto, anche perché, è tutto per oggi, perché poi domani c'è Polonia-Scozia, quindi attenzione, fate finire questa sosta che non se ne può più, ho sentito, e veramente non vale solo per il Napoli, perché ho sentito Cialanoglu, mi pizzica, non so che mi pizzica, e non mi sembra proprio il caso, anche in questa partita qua, io quando ho visto le formazioni, Spallettò, un po' di turnover no, perché lo stesso Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, dopodiché il 19 Lobotka, Kvara, Anghissà, Rafa Marin ancora una volta e il 20 dovrebbe giocare Olivera. Non avevo detto nelle passate puntate della situazione Rachmani che si è fatto ammonire, quindi è squalificato, quindi può tornare il più presto possibile, ho sentito dei rumori, quindi torna Rachmani, Lukaku torna, ma perché torna? Perché c'è un problemino fisico, ci hanno fatto sapere che c'è un problemino fisico importante e quindi vediamo se probabilmente toccherà a Simeone. Ci sono notizie di mercato che si rincorrono, Osimhen, Galatasaray, il Manchester United, lo scambio con Zirkzee, mi state mandando tutta una serie di cose, quando la situazione mi sembra vuota, è una trattativa vuota, nel senso che se ne parla come De Bruyne al Napoli. Non ce la faccio a rispondere perché mi sa di gente che non ha proprio notizie di cui parlare
e quindi ne buttano 1,5 così. Zirkzee, ma capisci, ci piace, ma pure Højlund ci piace, assolutamente, però piano piano, prima di parlare, perché poi Simeone, Conte, non te lo puoi togliere Simeone in questo momento, visto che Lukaku non garantisce proprio nulla, quindi speriamo che ci rimandano prima di tutto Olivera e poi parleremo della situazione della Roma. Domani credo che è arrivato il momento di fare il recap, quindi si parlerà di Napoli, di conseguenza lasciate il like, vi iscrivete al canale e da New York Valerio Fluido è tutto, non una bella Italia, non esaltante.